Casatiello dolce napoletano, una bontà di Pasqua. Mettiamo in planetaria la farina, lo zucchero, il lievito di birra, il lievito madre oppure il lievitino, le uova e iniziamo a montare tutto con la frusta K. Poi aggiungiamo la sugna e gli odori, pasta d'arancia, pasta di limone, il liquore, con uno spolvero di farina. Adesso passiamo sul tavolo, ci diamo qualche giro di pieghe, lo mettiamo nello stampo, una volta lievitato lo mettiamo in forno 170 gradi per 50 minuti. Prepariamo la glassa, un albume, 125 di zucchero, dopo lo glassiamo, mettiamo i diavolini e lo rimettiamo in forno ad asciugare per 20 minuti a 50 gradi. Il profumo di Pasqua. Presto fatto!